Io ho giocato nel mio paese per andare a stantare un pezzo di pane in dopo ho fatto il mio servizio militare e poi sono rivoltato un po' con Ajaccio e poi dopo mi sono venuto al paese. Voilà, giustamente, ve lo ricordo, per portare qua era una meraviglia. Era una meraviglia. I tutti giocavano insieme, la gente si aiutava di più in più, ci spartavamo un pezzo di pane, a chi stava e poi in più le sue erano vicine, ti le tocca, sempre stavamo su mi panderegne. No, era tutta fatta un'altra vita. Ma non so mica se li si i soldi, o che è una gente un po' scemita, un po' assai. No, quando era gioventù non ho credo nulla. Era duro perché a Vagliaria c'era stato altri come me e a 14 anni andavo a fare la mia giornata in Cavanga, perché i giorni, e andavo a fare il mio cupinato. Qua è differente, qua c'è la carta blu, è un'altra vita, che la rurga, che la rurga, ma lo so mica. E sono quieto perché l'avvenire non mi pare mica troppo bella. Perché? Perché la gioventù non ha mica un rispetto di prima, non ce n'è mica rispetto. Non gli diciamo manco buongiorno, perché c'è la scusa, si piglia la piazza della vettura, no, è impossibile qua, è impossibile. Per questo che io, mi pare che l'avvenire deve essere difficile, Allora dico coraggio, ma che si spartiano appena, perché se non gli è più battello, sei cattivo a fare. No, ma ci ho pensato a questo, ci ho pensato. Adesso i figli perché non avevo più nulla, non avevo più né castagne né arrivo, ma ci sono, ma io ero maggiore. Allora adesso i figli, vedi che aspettavamo qua, prima erano abituati, ma ora adesso i figli. Perché non costa tanto a ponersi 20 per le pomate e poi mettere a posto, no? Vedo così, perché l'ho fatta tanto che pure io un po' su più, ma se posso incoraggiare i giovani a che la vicino, all'irigo. Allora trovo sempre una scusa, non c'è mica acqua, non c'è mica così, non c'è mica quanti. No, sono scuse queste. E allora, da che le sorto lo so, io andavo a piaggia. Non sono mica andato a piaggia.